Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia e, come dico ormai da anni, in compagnia delle Sibille. Come state? Come avete trascorso queste festività? Vi siete riposati? È fondamentale e io l'ho fatto, ebbene sì. Che mi dite? Cosa raccontate di bello? Vi ricordo che questo spazio è dedicato per tutte le persone che hanno necessità di una risposta o comunque hanno il piacere di vedere, insomma, in che modo possiamo rispondere tramite le Sibille. Quindi se avete una domanda che vi sta a cuore, vi ricordo di inserire il vostro nome, la vostra data di nascita, di formulare una domanda chiara, quindi scegliete un argomento preciso, niente domande generiche, date delle informazioni nella domanda. Vi faccio un esempio: state cercando lavoro? Se siete disoccupati, scrivete: sono disoccupato da un po', sto cercando lavoro, è un periodo un po' così, vedi se arriva qualcosa. Oppure, altra domanda, per esempio, un'altra forma valida per una domanda: ho fatto un colloquio, puoi dirmi come andrà? Se mi richiameranno? Domanda sull'amore, perché gli argomenti possono essere i più disparati. Quindi se vi sta a cuore per esempio una situazione, volete capire se quella persona ha avuto una buona impressione dopo il primo incontro, oppure se il rapporto, la relazione col vostro fidanzato eccetera avrà degli sviluppi. Insomma, qualsiasi sia l'argomento, mettete delle specifiche, non lasciate la domanda generica, perché più è generica la domanda, più diventa difficile, farraginosa l'interpretazione, soprattutto meno attendibile la lettura, perché magari una stessa carta vuole anticipare o avvisare di alcune cose, diventa difficile capire se magari è un'indicazione di una persona quanto piuttosto di una situazione. Quindi mi raccomando, mettete delle indicazioni. E soprattutto mettete, nel caso in cui la domanda dovesse riguardare anche un'altra persona, e quindi se la persona per esempio è interessata nella relazione, quindi la domanda riguarda il vostro rapporto fra voi e un'altra persona, mettete anche il nome e la data di nascita della persona. Mi raccomando, lo dico sempre: niente nomi puntati, niente segni zodiacali, ma nome, data di nascita, domanda formulata in modo chiaro. Se risponde a questi requisiti, il vostro commento verrà selezionato. Se non risponde a questi requisiti, verrà automaticamente scartato per non perdere tempo, e quindi si passerà a una domanda o verrà scelta comunque una domanda chiara e che risponde a queste richieste. Altra cosa: non rispondiamo in ordine per come compare a voi la cronologia dei commenti. Primo, perché noi, trasmettendo da 3 canali contemporaneamente, abbiamo in sostanza i commenti che confluiscono da questi 3 canali sulla piattaforma da cui stiamo trasmettendo, e quindi l'ordine che vedete voi non è necessariamente quello che vediamo noi. Secondo, perché scegliamo sulla base dei requisiti che ho appena detto. E terzo, perché diamo un'opportunità a tutti, quindi cerchiamo generalmente di scegliere persone a cui non abbiamo ancora mai risposto. Chiaramente se non ci sono domande di persone nuove, non significa che chiudiamo la diretta, rispondiamo, e per questo per tutti c'è sempre una possibilità, se non più di una possibilità nell'arco del tempo. Vi chiediamo però di rispettare questi fondamentali requisiti per una benevola collaborazione. Questo è uno spazio gratuito, quindi è chiaro che anche per noi è un modo per farci conoscere. Detto questo, vi ricordo che siamo disponibili per consulti professionali in privato. Il mio numero scorre dall'inizio della diretta, quindi segnatelo giù se ancora non lo avete memorizzato. Un consulto con me ha una durata di circa 30-35 minuti e un costo di 20 €. Previo prenotazione, quindi è raro che chiamandomi il giorno stesso avrete il consulto il giorno stesso. Generalmente c'è un'attesa di circa una settimana, quindi organizzatevi per tempo quando mi contattate, e mi raccomando, contattatemi tramite Telegram o WhatsApp. No numeri mascherati, quindi evitate telefonate da numero sconosciuto, perché ho già impostato un blocco, quindi perdete il vostro tempo. Grazie, detto questo,
Vi ricordo alcune cose, tanto per cominciare sui nostri canali, e quando parlo al plurale non è perché è maiestatis, parlo del Marietto e della sottoscritta. Quindi sui nostri canali YouTube, il canale YouTube del Marietto Veneziano, che trovate proprio cercando Marietto Veneziano, il mio canale YouTube, lo dico per quelli che arrivano da altri gruppi o da altri canali, lo trovate col nome Ildegarda. Nei nostri, come dicevo, nei nostri canali YouTube trovate moltissimo materiale, oltre ovviamente le dirette che restano nello storico dei file e dei video condivisi. Ma se andate nella sezione playlist troverete un sacco di video e di condivisioni indicizzate per argomento. Quindi se amate le discipline radioniche, radiestesiche, se amate anche l'astrologia antica, se amate la Cabala e se amate l'esoterismo, allora sappiate che troverete nei nostri canali tantissimo materiale, tutto gratuito, a compendio di quello che trovate anche sul nostro sito www.ilcapitano.altervista.org. Questo sito è online dal 2015, quindi è un po' vecchiotto ormai, comincia ad avere un'età, ed è dal 2015 che si è posto l'obiettivo di divulgare gratuitamente i circuiti radionici. Ci sono persone che li conoscono, ci sono persone che li sentono forse per la prima volta, quindi spiego velocemente cos'è un circuito radionico. Ovviamente vi rimando poi ai nostri canali YouTube dove troverete tantissime altre spiegazioni e subito anche tutto ciò che occorre per cominciare ad applicare questa disciplina. Questa disciplina si basa sulle onde di forma e sulla loro influenza tramite appunto l'applicazione di un testimone. Quindi all'interno del circuito va inseriti i dati della persona che deve essere trattata col circuito, quindi ho i dati, ho un testimone. Comunque questi concetti sono ben spiegati nei nostri canali YouTube e attraverso l'applicazione delle onde di forma si va a stimolare il corpo eterico della persona, caricandolo di frequenze che alla persona evidentemente mancano per riuscire a superare, a rimuovere delle situazioni o comunque a migliorare gli aspetti sia del proprio magnetismo, della propria salute, se non addirittura della propria vita. Quindi tramite questo influsso lento e costante avvengono dei piccoli e costanti miglioramenti. Quindi è importante conoscere questa disciplina e capire in che modo vi può essere utile. Se queste materie vi piacciono, vi ricordo anche che il Marietto e la sottoscritta tengono dei corsi in privato. Ovviamente non sono corsi estesi a gruppi, non facciamo più, dopo le esperienze del passato, corsi a gruppi, ma solo corsi e percorsi singoli, per evitare dispersioni e per concentrarci sulle persone che veramente hanno voglia di imparare e migliorarsi, e così da sviluppare proprio i talenti e le qualità della persona. Bene, detto questo vi ricordo che sì, sul sito, che ripeto www.ilcapitano.altervista.org, trovate quindi moltissimo di questo materiale, anzitutto quello che abbiamo divulgato gratuitamente è concentrato all'interno del sito, ma nel sito c'è anche la sezione shop, perché va bene, abbiamo divulgato tantissimo e fatto veramente molto in forma gratuita e tuttora destiniamo regolarmente del tempo tramite le dirette per dare a tutti una possibilità e una mano. E ancora nel nostro canale trovate veramente, nei nostri canali scusate, moltissimo materiale, ma chiaramente anche noi ci dobbiamo sostentare, quindi molti dei nostri servizi sono professionali e sono ovviamente di natura ermetico-cabalistica, quindi se desiderate conoscere come sbloccare il vostro potenziale, come ottenere dei risultati laddove avete tentato e fallito, come risolvere magari delle situazioni complicate, veniteci a contattare per un consulto professionale, analizzeremo la situazione e da dove sussiste il blocco o cosa va implementato e sicuramente troveremo il percorso più adatto per intervenire e darvi una mano effettivamente a raggiungere i vostri obiettivi. Bene, detto questo, tra gli armamentari, ovviamente di natura ermetico-cabalistica, troverete il nostro ciondolo albero sefirotico. Questo è preziosissimo per noi ed è veramente
un lavoro complesso e articolato, consta non solo di quello che sono tutti i simboli concentrati e condensati della tradizione cabalistica per quanto riguarda lo sviluppo, il potenziamento di ogni area e settore della vostra vita e della vita, insomma, dell'essere umano e dei regni e di come i regni spirituali cooperino per mantenere un equilibrio perfetto, sebbene ovviamente sia quasi difficile percepire questa perfezione a causa di tutte le sovrastrutture che nel corso del tempo abbiamo creato. Quindi questo simbolo si prepone di aiutarci alla conquista del perfezionamento, che è di natura personale, individuale, quindi caratteriale, ma anche materiale e spirituale, per un perfetto equilibrio in tutte le direzioni. A questo preziosissimo simbolo e talismano abbiamo aggiunto programmi di natura radionica e radiestesica, frequenze, potremmo dire, per la protezione del suo possessore, quindi la persona sarà protetta a più livelli, sia da legami parassitari, forme pensiero proprie e altrui, ovviamente di natura negativa, da quello che possono essere problematiche anche legate a persone che magari sono malintenzionate nei nostri confronti, per il recupero del magnetismo, per l'equilibrio dell'aura, dei chakra, dei meridiani, dei corpi sottili e tantissime altre cose, tra cui è stato aggiunto anche un piccolo propiziatorio di Giove. Quindi nasce già molto importante, a cui poi è possibile aggiungere frequenze selezionate sulla base delle vostre necessità. Quindi se desiderate aumentare le possibilità di lavoro, di guadagni, la prosperità e quello che è, anche la possibilità di mantenere rapporti equilibrati con le altre persone, di attirare nuove amicizie, tutto quello che effettivamente desiderate o pensate possa essere un obiettivo a cui mirate, bene, sappiate che ciascun ambito della nostra vita corrisponde comunque a qualche frequenza estrapolabile e programmabile sul ciondolo, quindi nel tempo potrete sempre modificarlo o implementarlo. Bene, detto questo direi di cominciare a rispondere. Le sibille sono qui, vi ricordo quindi nome, data di nascita, ovviamente della persona che domanda. La domanda, ripeto, deve essere formulata in modo chiaro, preciso, date delle informazioni, così da evitare, insomma, potrebbe, che è sempre poco carino nell'interpretazione, e mi raccomando, se la domanda riguarda un'altra persona, anche il nome e la data di nascita dell'altra persona. Benissimo, c'è a video la prima domanda, buonasera. Vi ricordo che se venite chiamati, in questo caso Maria Grazia, dovete scrivere di essere presenti. Per favore, è importante, perché una delle cose più spiacevoli che desidero evitare ad ogni costo durante una diretta è di fare un monologo con una persona che magari ha messo la domanda ed è sparita, mentre ce ne sono altre che magari aspettano, sono lì e probabilmente neanche vengono selezionate nel corso della diretta. Quindi viene premiato chi c'è. Perfetto, Maria Grazia dice di essere presente, quindi benissimo, andiamo di nuovo alla sua domanda. Maria Grazia 19, scusate, lo avvicino perché sto diventando l'età. Maria Grazia 19 agosto 68, sono nuova, andrà meglio il mio attuale lavoro, ho bisogno di risollevarmi economicamente per comprare casa, grazie, benissimo. E allora vediamo quali sono i prossimi sviluppi nel lavoro di Maria Grazia, quindi soprattutto tenendo in considerazione l'aspetto economico, vediamo per Maria Grazia. Allora, abbasso lo schermo così vedrete benissimo. Allora, ammalato superbia. Beh, il taglio annuncia o conferma alcune preoccupazioni, nel senso che si capisce che è un periodo di forte prostrazione. Potrebbero esserci delle situazioni che magari per un motivo o per un altro ti causano afflizione, magari l'indecisione di qual è la giusta scelta o strategia da seguire, quindi diciamo che annunciano un po' un momento difficile. Vediamo cosa ci dicono nella stesa.
Allora, beh, diciamo che magari c'è stata qualche situazione, che, ha causato confusione. La linea del passato sembra raccontare, l'allontanamento di un collaboratore, di una persona, che le sibille riferiscono essere un domestico, quindi potrebbe essere, un fratello, potrebbe essere una persona che ti è stata vicina in passato o, come abbiamo detto, un collaboratore, quindi magari di lungo corso e probabilmente questo può aver portato delle destabilizzazioni, degli scossoni. Se possibilmente contavi sulla collaborazione di qualcuno, magari ti sei trovata con meno slancio, meno spinta. In ogni caso c'è qualche situazione che, se non dovesse rientrare in quello che abbiamo appena descritto, comunque può dire, che ci sono stati un po' di ritardi. Ah, vero, okay, perfetto, non avevo letto. Ci sono stati dei ritardi, delle cose che comunque, hanno messo un pochettino di caos in quello che era il tuo proseguire il tuo lavoro. Devo dire però che la linea del presente cambia totalmente, in positivo però, perché abbiamo delle belle carte che fanno capire che comunque la situazione è solida, che alcuni clienti, sono riconfermati, probabilmente cambieranno altri, ma non sembra che prosegua in modo negativo, tutt'altro. La narrazione delle sibille, parlano anche effettivamente della possibilità finalmente di accordarsi per quanto riguarda appunto anche una casa, quindi, il lavoro sembra solido, sembra reggere. Probabilmente ci sono dei cambiamenti che non dipendono da te in atto in questo momento, ma tutto sommato le aspettative e anche gli sviluppi futuri sono positivi. Cosa si vede infatti già a partire dalla prossima linea, quindi guardando i prossimi tempi, i prossimi sviluppi? C'è la possibilità che, nel prossimo periodo giungano notizie da parte di una persona, potrebbe essere nella carta del Gran Signore il marito, se non hai un marito potrebbe essere un investitore, comunque una persona che ha buone intenzioni nei tuoi confronti e nei confronti anche del tuo lavoro. Quindi questo potrebbe aprire sviluppi, progetti e, tutta una serie di, cose a cui guarderai e, cose anche che ti permetteranno di immaginare nuovi risvolti. Quindi questo signore che arriverà, sarà, importante. Diciamo che probabilmente ehm, uno degli aspetti che ti preoccuperà di più sarà proprio il cambiamento. Non perché non voglio dire che sei una persona che non affronta bene i cambiamenti, probabilmente questa malinconia che si vede qua, in questo futuro, dopo l'arrivo di questa persona, potrebbe essere, data dal tipo di cambiamento richiesto, ma nonostante, non sembri aderire a questo cambiamento facendo salti di gioia, però le prospettive sono buone. Quindi quello che ti posso dire è che avverrà ancora una modifica, probabilmente c'entrerà anche una donna più giovane di te che potrebbe unirsi, diciamo così, al progetto lavorativo. Gli sviluppi sembrano favorevoli e anche sembrano arrivare tante opportunità da cogliere al volo, sono veramente positive, cioè io vedo carte buone. Carissima Maria Grazia, mi sembra che insomma le cose, andranno, bene, bene, con molte opportunità anche di guadagno, quindi mi sembra. Ma allora, il Gran Signore era nella linea del prossimo futuro. Generalmente quella linea, parla proprio dei prossimi immediati sviluppi. Chiaramente le tempistiche sono difficili da interpretare per il semplice fatto che non tutti hanno lo stesso ritmo nelle esperienze che tendono a vivere. Quindi possiamo aspettarci che il primo prossimo cambiamento, quale che sia il tempo e la tempistica, sarà proprio l'incontro di questa persona o l'arrivo di questa persona che in qualche modo ti aspetti, è come se la stai cercando. Quindi, potremmo dire un ordine di tempo di 1 o 2 mesi, ecco, su per giù. Però
ti ripeto, non è facile stabilire una tempistica. Ad ogni modo, mi sembra veramente una buona lettura, quindi son dell'idea che riuscirai a raggiungere i tuoi obiettivi. Maria Grazia, spero di incontrarti in un consulto privato, quindi ti auguro intanto buon proseguimento e grazie di aver chiesto e di essere stata con me. Allora, vediamo un pochettino di rispondere a, un'altra domanda. Abbiamo non riesco a leggere, metterò gli occhiali, prima o poi mi arrenderò. Maia. Allora, Maia, dimmi che ci sei. Sei presente? Se sei presente ti chiedo di scriverlo. Ricordo intanto, dando il tempo a Maia eventualmente di dire che c'è, ehm, che alle persone che si sono collegate in questo momento dovete scrivere il vostro nome e la vostra data di nascita, formulare una domanda in modo chiaro, che significa tenere in considerazione, un argomento specifico dando delle indicazioni, quindi dettagli legati alla domanda, se siete single, se siete in coppia, se siete disoccupati, se siete già operativi, eccetera. Quindi date delle indicazioni in base alla domanda. Se la domanda riguarda un'altra persona, anche il nome e la data di nascita della persona. Bene, Maya ha risposto, dice presente, quindi torniamo a questo punto alla domanda che mi sono persa di Maya. Aspetta un po' che l'avevo selezionata poco fa. Eccoti qua. Benissimo. Maya, allora, 1° maggio del 79, troveremo la casa nuova entro questo anno, io e mio marito Ennio? 26 luglio del 72. Ok, perfetto, controlliamo come andrà quindi la ricerca di casa entro l'anno. Vediamo un pochettino e quali sviluppi ci saranno per Maya e suo marito Ennio. Allora, già le sibille parlano di trasferimento, quindi probabilmente, la ricerca, è già avviata, è già in corso e sembra che abbiate anche le idee piuttosto chiare sul tipo di immobile che state cercando. Vediamo un pochino, però mamma mia che linea difficile nel passato. Allora, siamo partiti proprio con un salitone ripidissimo tipo K2, Everest o cose del genere, perché la linea del passato, nemica, dispiacere, leggerezza, prigione vedovo, insomma, stanno riferendosi a qualche evento veramente, difficile, impegnativo. Probabilmente c'è stata l'intromissione di qualche persona che ha causato grandi frustrazioni e che possibilmente, ha impedito alcuni sviluppi che potrebbero essere stati rivolti all'estero. Comunque ci sono situazioni che in qualche modo hanno portato a un blocco e alla rinuncia proprio alla fine, alla chiusura di un precedente, progetto probabilmente. Quindi non so se questo è riferito a già un precedente tentativo di acquisto che non si è risolto in modo positivo o se sono altre le interferenze che avete incontrato nel vostro percorso, di ricerca della casa, ma insomma la linea del passato fa tremare un pochino le gambette. Andiamo adesso però. In questo momento, ehm, scusate, siccome son da sola adesso a gestire la situazione. Okay, Maya ha risposto, benissimo. Allora, ehm, torno giù. Allora, quindi abbiamo detto una linea del passato molto difficile, attualmente c'è un po' il principio di una crisi, quindi non si sa da che parte girarsi, non si sa cosa cercare, probabilmente nonostante tutto potrebbe essere anche un periodo dove per qualche ragione le richieste sono alte, quindi ci sono esborsi o investimenti importanti a cui dovrete comunque, badare e quindi diciamo che è un periodo dove, bisogna anche darsi da fare, nonostante appunto possibilmente siete usciti un po' ammaccati da questi episodi precedenti.
Tuttavia, la disponibilità di persone di vostra vecchia conoscenza sembrano dare un contributo benefico anche già in questo momento. Quindi vedo delle visite, dei sopralluoghi, vedo molto movimento anche per quanto riguarda l'arrivo di informazioni, notizie e finalmente sembra che identificherete la casa. Quindi per me è un sì. Per me la domanda se entro l'anno troverete la casa è un sì, ancora di più perché nell'esito vedo addirittura l'imeneo che è la firma, quindi potrebbe essere il contratto d'acquisto, potrebbe essere il preliminare, ma è comunque un sì, cara mia. Ce la fate, ok? Benissimo. Anche te, ti aspetto in privato se vorrai, quindi ricordatevi che sia il marietto che la sottoscritta eseguono consulti professionali e quindi se volete un approfondimento, se volete del tempo proprio per voi, per poter affrontare tutta la situazione o le situazioni che vorrete sottoporre da ogni prospettiva, da ogni punto di vista, bene, noi siamo disponibili, un consulto ha un costo di 20 € e un tempo di circa 30-35 minuti. Quindi mi raccomando, non siate timidi, contattatemi per il vostro consulto. Bene, io per questa sera vi lascio, vi ricordo comunque non temete, avrete altre opportunità per una risposta gratuita durante la diretta, quindi vi ricordo quali sono gli appuntamenti della settimana. Il prossimo appuntamento ormai è giovedì alle 19, vi ricordo che però gli appuntamenti sono due, il martedì alle 21:15 e il giovedì alle 19 sarò insieme con il Marietto Veneziano, quindi vi risponderemo in due. Benissimo, vi ringrazio di tutto cuore, vi ricordo andate a cercare nei canali tutto il materiale che abbiamo distribuito e divulgato gratuitamente nel corso di questi anni, cercate anche sul sito e se avete bisogno vi ricordo appunto il consulto professionale. Grazie di tutto, buon proseguimento di serata.